Amici è un nostro manifesto proprio di quello che è l'hip hop, perché l'hip hop è quello, l'hip hop è unione, pace, amore, uguaglianza, fratellanza e soprattutto edutainment, education through entertainment, quindi mentre ti intrattengo dico anche delle cose che ti possono aiutare a farti crescere, a farti ragionare, ad aprire un dialogo con te. Negli anni 90, quando in Italia il rap parlava soprattutto in inglese o al massimo in italiano, loro scelsero il napoletano. Non come folklore, ma come lingua viva. Con 41esimo Parallelo hanno raccontato una città che non si nascondeva dietro le cartoline, ma mostrava le crepe, le ferite e anche la sua straordinaria vitalità. Poi arrivò Pacco, era il 2004 e quel disco sembrava contenere tutto. La memoria dei padri, la voce dei quartieri e una malinconia lucida, mediterranea, che si mescolava ai beat. Dentro c'erano Mario Merola e Enzo Gragnaniello. C'era soprattutto un'idea di fratellanza, di comunità, di appartenenza. Oggi, con Alberto Polo, della Famiglia, ripercorriamo una delle storie più importanti dell'hip hop partenopeo. Se non ci conoscessimo, sono Corrado Parlati e ti do il mio più caloroso benvenuto su mentisommerse.it. Ecco, il collettivo della Famiglia è nato, nel 93 abbiamo deciso di chiamarci Famiglia, noi già al tempo suonavamo, eravamo in vari gruppetti con altri nomi, tipo 100% Posse, che era il brano Domani è il nuovo giorno, presente sulla compilation Italian Posse 2, brano al quale poi DJ Jed prese lo scratch domani, quella è la voce mia. Quindi la Famiglia si è formata nel 93 proprio dall'incontro con Shawan, l'avevo conosciuto già da un po' di tempo, tramite la sorella che pure dipingeva, e con DJ Simi con il quale avevo fatto il DMC, ero il loro MC di lui e il loro mano quando fecero la gara del DMC in quegli anni, e quindi là sì, dicevamo ok, questo è il momento di metterci giù, fare un lavoro e registriamo 41esimo Parallelo. New York rimane una città umana come Napoli, per quanto ci possa essere di tutto, il newyorkese proprio, noi newyorkesi will stand for you, cioè uno che mette la propria fisicità per proteggerti, per difenderti. Il newyorkese non si fa i fatti suoi se qualcosa succede per strada, il newyorkese, che è come il napoletano. Poi ci stanno quelli là che vivono là, che passano di là, ma che non sono di New York, e allora quelli se stuccati per terra e ti fa male continuano a camminare e se ne buttano purtroppo. In realtà 41esimo Parallelo e Pacco sono dischi molto simili perché rappresentano tutti e due il sound della Famiglia. La differenza è che il 41esimo Parallelo l'avevamo fatto nella San Siro in terrazza a casa mia con una Kai 950, un Atari con il Cubase e 2 piatti, mentre Pacco, dopo l'esperienza di 41esimo Parallelo, il successo di 41esimo Parallelo, abbiamo potuto lavorare in uno studio più grande. Durante quegli anni abbiamo conosciuto tanti musicisti, abbiamo già collaborato con tanti musicisti che abbiamo portato in studio con noi, quindi è un lavoro molto più raffinato, dove ci sono grandi arrangiamenti, ci sono tanti strumenti suonati, però i campioni ci sono gli stessi. Mario Merola sta in Pacco con il brano Amici, ma allo stesso tempo stava pure dentro 41esimo Parallelo, dentro Fui c'è un campione Mario Merola, quindi comunque noi abbiamo sempre attinto a piene mano nella tradizione partenopea della musica napoletana, dalla nuova compagnia di canto polare a cose di Sergio Bruni, a Mario Merola, un po' tutti No, io dico che Amici è un nostro manifesto proprio di quello che è l'hip hop, perché l'hip hop è quello, l'hip hop è unione, pace, amore, uguaglianza, fratellanza e soprattutto edutainment, education through entertainment, quindi mentre ti intrattengo dico anche delle cose che ti possono aiutare a farti crescere, a farti ragionare, ad aprire un dialogo con te. Quello è l'hip hop. Poi se oggi c'è tanta musica, per esempio la genere la trap, rappresenta un altro mondo, ha altri valori, non ha niente a che vedere con il rap, con l'hip hop, e uno che fa rap può fare anche trap, perché uno che sa rappare o rappa su 4/4 il boom bap dell'hip hop o rappa sul terzinato della trap, per lui è la stessa cosa, mentre quelli che fanno trap difficilmente riescono a fare rap. Quello che ho scritto io è ahimè rimane il mio sogno. Se leggi nel vinile della Famiglia,
che è uscito adesso, ci sono le dediche che noi avevamo scritto al tempo, perché al tempo quando facevo i dischi facevi la dedica finale, dedico questo disco a, e se leggi la mia dedica c'era, diciamo, un attacco frontale contro dei personaggi che rendevano bui quei tempi. 20 anni fa c'è stata l'11 settembre, la guerra in Iraq, 2 milioni di morti, menato bombe su poveri civili innocenti. Come vedi, dopo 20 anni non è cambiato niente. Al tempo me la prendevo con Bush, con Sharon e con Berlusconi che sopportavano questo. Oggi sono cambiati, abbiamo Trump, Netanyahu e la Meloni. Quindi, come vedi, purtroppo dopo 20 anni quei versi rimangono un sogno, ma noi non smettiamo di combattere per un mondo migliore. Non ci arrendiamo e non ci arrenderemo mai.